Il Comune ha sottoscritto la convenzione col Venezia Football Club che concede alla squadra l'utilizzo in via esclusiva dello Stadio Penzo per i prossimi 5 anni. Questo ci ha consentito di porre in essere tutte le attività necessarie ad adeguare lo stadio alla Serie B. Quindi sono stati fatti tornelli, è stato cablato lo stadio, è stato implementato il servizio di videosorveglianza e poi una serie di ulteriori lavori di adeguamento delle zone interne dello stadio. La decisione è stata presa a fronte di un investimento di oltre 300.000 euro di lavori che la società ha eseguito per rendere idoneo l'impianto alla partecipazione al campionato di Serie B. Saranno però necessari altri interventi. Lo stadio purtroppo ha delle criticità perché è uno stadio comunque che ha più di 100 anni e quindi intervenire su uno stadio di questo tipo comporta sempre delle problematiche. Siamo riusciti a risolverle, siamo riusciti a farlo crescere di livello per adeguarlo agli standard della Serie B e non è finita perché comunque per quanto non sia il futuro del Venezia Football Club, perché nel nostro futuro c'è l'idea di costruire uno stadio nuovo in terraferma, ma comunque per i prossimi 5 anni prevederemo dei miglioramenti aggiuntivi. Intanto, mentre si delinea la nuova squadra, la parola d'ordine è ancora una volta crescita. Quest'anno sarà un anno, come ha già detto il Presidente, per fare un campionato di crescita in una logica di sviluppo più ampio nel tempo e quindi cercando da un lato di far crescere la parte revenues e dall'altra parte però di consolidare i risultati sportivi conquistati.